Un anniversario è sempre un momento speciale, a maggior ragione se lo festeggia un'impresa, un'azienda radicata in un territorio, una realtà che fa dei valori umani e delle scelte di campo non solo dei meri slogan, bensì un chiaro e riconoscibile modus operandi a tutti i livelli e in tutti gli ambiti di attività. I 60 anni della Chiarcorso Autotrasporti, festeggiati con una riuscita serata nella nuova sede udinese della ditta fondata negli anni 50 da Luigi Chiarcosso e poi presa in mano alla fine degli anni 70 dal figlio Sante, rappresentano un traguardo di spessore, un momento in cui è doveroso guardarsi indietro per riconoscere e dare il giusto rilievo a quanto è stato fatto finora e, elemento fondamentale, a come è stato fatto, per prendere la spinta, la motivazione e l'entusiasmo necessari ad affrontare le sfide successive, quelle che porteranno la Chiarcorso Autotrasporti nel futuro prossimo. Un momento da festeggiare assieme ai collaboratori, ai fornitori, alle principali istituzioni regionali per condividere i motivi del successo aziendale e personale e i criteri che li hanno generati. Che sono fondamentali per la crescita, fondamentali per rimanere su un mercato del trasporto che, come tutti sanno e vedono, è in mano a tutto il mondo estero. Dico il mondo estero perché ci sono le grandi flotte olandesi, tedesche, belge, francesi, ci sono le piccole flotte frammentate dell'est che invadono il nostro mercato. Noi invece siamo riusciti in questo percorso quarantennale a fermarci con la nostra qualità, con la nostra perseveranza, nonostante anni e anni di crisi. E la nostra è una piccola dimensione, non stiamo a pensare grandi capitali, è una famiglia cresciuta negli arco degli anni, passo dopo passo, alla friulana, con caparbietà, correttezza, rispetto, volontà di perseguire un risultato quotidiano senza esagerare, con dignità, sobrietà, tutti elementi e valori che abbiamo trasmesso ai dipendenti. A un certo punto Federica, il governatore, mi ha chiesto come mai sono riuscito ad affermarmi e a far crescere l'azienda in un mondo decisamente difficile. Io gli ho spiegato che ho trasmesso ai dipendenti, e dico a tutti i miei dipendenti con cui firmo regolarmente i contratti, che sono 200 oggi, che devono venire da me a lavorare col cuore. E devono pensare che il lavoro è un elemento fondante, fondamentale della nostra esistenza, insieme alla salute, insieme alla famiglia. C'è il lavoro che compendia e completa l'esistenza di ognuno di noi. Non c'è distinzione di colore, di stato, di sesso o quant'altro. Da noi siamo tutti uguali, atti al lavoro. Il successo degli ultimi tempi è proprio questo. Noi abbiamo investito nella formazione, abbiamo investito tanto, abbiamo speso un sacco di soldi, proprio trovandoci, guardandoci in faccia col personale, con gli autisti, con gli impiegati, con gli operai, e cercando di fare squadra. Questo è stato il percorso corretto con cui ci siamo specializzati, rendendo qualità alla clientela, qualità sul mercato, e ci difendiamo da quel mondo estero che dicevo prima. È di questi giorni la notizia che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, in occasione della prima premiazione dell'economia e dello sviluppo, ha deciso di conferire il riconoscimento speciale alla Chiarcorso Autotrasporti quale realtà leader nel settore della logistica e del trasporto, raggiungendo il successo con la qualità e la alta specializzazione. Io in particolare non sono avvezzo a queste formalità. Mi fa piacere, tra l'altro mi fa piacere anche perché la prima edizione ci viene segnato in maniera concreta nell'essenza della motivazione, cioè è un mondo che sta cambiando, e mi fa piacere che la Camera di Commercio, pur avendo pochissimi rapporti e dirò sinceramente
che non ci conforta noi azienda nelle sue formalità e istituzioni, cioè c'è poco a fianco, ecco, detto in parole povere. Meriteremmo molto di più, secondo me, e mi fa piacere comunque che il titolo sia probante e attuale. È un mondo diverso di quello che è il cavalierato, che era una nobiltà di altri tempi, da riconoscere, da apprezzare, ma oggi non ci sono cavalieri, oggi bisogna combattere con qualità, con tempestività e soprattutto guardare ogni giorno il futuro di quello che succede, il futuro per quello che succede ogni giorno. Cioè il Trump che toglie i soldati ai curdi e dice cosa c'entra? C'entra, perché si capisce che lui mette i dazi ai turchi, i turchi non esportano più acciaio e quindi l'acciaio verranno a invadere in Italia, ma però magari sarà la Germania che porterà qualcosa in più negli Stati Uniti, allora tu devi andare in tutto questo ogni giorno, ma senza distrarti mai. Onestamente io pensavo che un imprenditore, se corretto, se capace e se un'azienda rispettosa delle regole gli venisse riconosciuto questo. E invece sinceramente ho detto prima della Camera di Commercio che non l'ho mai vista. Il sindaco in 40 anni non ci ha mai considerato come in qualsiasi posto io sia. È vero che io non frequento l'area politica perché non mi è avvezza e perché io, secondo me, un imprenditore deve essere libero di agire. Io sono soprattutto un cristiano, soprattutto un cattolico e fondo i miei valori su questo, quindi nel pieno rispetto delle regole e delle persone prima di tutto. Tutto questo non mi aspettavo, questo continuo attacco delle istituzioni, c'è quasi una sorta di continuo attenzione, ma non a percepire di crescere assieme, ma a colpevolizzare una cosa che non esiste. E spesso, ogni volta che mi è capitato di affrontare situazioni anche giuridiche, ho dovuto difendermi, anzi, a un certo punto speravo che ci fosse giustizia perché era talmente logicità nel mio essere che non potevo essere colpevolizzato. Invece no, addirittura con le stesse istituzioni, non so, io faccio un esempio banale per chi lo conosce. Le diarie, le trasferte sono sempre state riconosciute non imputabili a tasse. Bene, noi nelle istituzioni abbiamo dovuto pagare anche quelle tasse. Quindi 40 anni, ho sempre lottato così e ti dirò di più, Francesco, non bisogna abbassare la guardia neanche con questi, anzi, io in certi momenti avevo difficoltà a difendermi, ma avevo capacità difensiva nel scegliermi gli avvocati migliori e ho perso. Adesso appena posso dovrò difendermi a cane, ma questo non è leale. Per costruire un'impresa capace di attraversare i decenni, lo sviluppo, i momenti di crisi, sono necessari diversi elementi. La visione strategica, le opportunità di business, l'abilità a reperire le risorse economiche ed umane. Un'azienda che funziona non può prescindere da tutti questi elementi. Giusto, quando io dico che se uno non ha cuore non deve venire con me perché io sono disponibile, eccetera, fa parte ed è il segreto e l'arma vincente di questa azienda, cioè il rapporto leale, corretto, proprio di persona, di cuore con cui tutti lavoriamo. Se non c'è questa sensibilità, tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno diventerebbero insormontabili. Con i buoni rapporti
anche a volte in maniera diretta, perché chiaramente come imprenditore, ma anche come uomini e collaboratori miei di carattere, noi siamo friulani, quindi non lo mandiamo mai a dire, e soprattutto siamo rispettosi, però siamo molto tenaci nel perseguire i nostri valori e quindi a tenere il nostro carattere. Ebbene, è stato difficile far dialogare i friulani, ma noi dialoghiamo, e chiaramente è una squadra vincente, perché è una squadra, perché non dico che è una famiglia, ma sicuramente è lo spirito della famiglia. È innegabile che il marchio Chiarcosso sia legato indissolubilmente al progetto Help Haiti, del quale l'azienda e l'associazione sportiva sono privilegiati ed efficaci veicoli di solidarietà, impegno e informazione. L'amore e l'attenzione che la famiglia Chiarcosso hanno rivolto verso la povera isola dei Caraibi ha generato negli anni una serie di iniziative volte ad assistere e a portare conforto soprattutto ai bambini e ai più giovani, troppo spesso vessati da misere condizioni di vita. Dal maggio del 1993, quando andò in scena la prima gran fondo denominata Corsa per Haiti, allo sviluppo del progetto CAI, volto a costruire un alloggio che possa ospitare e fornire un supporto anche didattico alle fasce più deboli della popolazione haitiana, la realtà di Help Haiti è andata ingrandendosi fino ad arricchirsi di altre manifestazioni sportive, dal nuoto alla corsa, dalla mountain bike al cicloturismo. Parallelamente lo spirito mio è proprio quello di qualsiasi attività deve essere, secondo me, finalizzata. Un'impresa che ha qualche possibilità, io sono uno sportivo e ho traslato un momento quello che potevo dare nel mondo sportivo amatoriale senza grandi investimenti. Mondo sport legato alla solidarietà. Anche qui è nato tutto come fra quattro amici e abbiamo detto facciamo qualcosa di sport che ci piace, è la nostra passione da anni, da sempre, e con quella passione abbiamo costruito eventi per raggiungere progetti solidari, cioè anche se lontani ad Haiti, una realtà che ho conosciuto 30 anni fa quando ho adottato i figli, e direttamente con quelle attività manteniamo e seguiamo dei progetti. Nell'arco di questi 30 anni abbiamo fatto tante belle cose, oltre che aver sostenuto in momenti difficili l'associazione Onlus, Pane Condiviso. Cioè abbiamo seguito dei ragazzi fino al raggiungimento di una laurea, abbiamo seguito da 20 anni il progetto Bambini Strada fin dall'inizio, quando erano 7-8 che avevano iniziato nel 94, quindi abbiamo fatto un bel percorso. Ora siamo addirittura stato dell'arte, addirittura stiamo costruendo una casa in cui vogliamo ricoverare le bambine che non hanno niente e che le perdiamo ogni volta che c'è un momento di vacanza, oppure come in questi momenti qui, in questi giorni, ogni volta che c'è tensione in giro perché le cose sono chiuse, le scuole sono chiuse e le missioni pure, e c'è tafferugli in tutto il paese di Haiti, e quelle che sono per le strade sono veramente ad altissimo rischio. L'inventiva italiana è apprezzata in particolare al Giappone. Il Giappone è un paese che a me piace tantissimo. Sono stato, è la seconda volta che vado, perché sono organizzati. Organizzazione vuol dire formazione vuol dire rispetto di tutte le regole. Ecco, hanno molta simpatia di noi, e il prodotto friulano, vini, prosciutti, è apprezzatissimo,
la simpatia che hanno loro si trasla esattamente nel crescere nei rapporti, quindi secondo me certamente loro hanno un'altra mentalità, sono per quanto mi riguarda molto lenti, ma lenti in senso positivo, cioè ponderano molto lentamente, però quando il semaforo da rosso diventa verde, loro dicono, noi siamo fatti con le guide giapponesi, dicono andiamo quando il semaforo è ancora rosa, quando dicono andiamo per mettere il pedale e partire, perché arriva il verde quando tu spingi. Voglio dire, sono lenti ma inesorabilmente rispettosi dell'organizzazione e delle regole. La bicicletta, io in 40 anni, oltre che avere il segreto dei vari collaboratori, non ho mai preso un farmaco per dormire. Ho sempre cercato il mio equilibrio sfogandomi nello sport. Anche quando non potevo andare in bicicletta perché ero un po' rotto, andavo a nuotare, per dire. È anche vero, perché è vero che io penso a come pagare questo e come quando è fallito quello, come salvarmi, ma è anche vero che appena sono libero penso a fare qualcosa sempre di bello, come nelle ultime uscite. Ma nei prossimi 40 anni, secondo me, se noi manteniamo la qualità, e in questo momento è richiesta più di sempre, addirittura ci chiedono, noi adesso copriamo gran parte dell'Europa, ci hanno chiesto ultimamente di andare anche in Spagna, in Portogallo, per dire, pur essendo gli spagnoli e portoghesi assetati di trasporti, però certi trasporti qualitativi come il trasporto dei rifiuti, ecco, voglio dire, i prossimi 40 anni noi, se manteniamo qualità e specializzazione, sicuramente sono aperti, perché l'equilibrio che si va sistemando nel mondo, cioè i cinesi che da non avere niente in casa adesso incominciano ad avere il frigorifero, piuttosto che non sono ancora arrivati alla lavatrice ma sono prossimi, diciamo è un delta ancora lontano. Noi se ci manteniamo alta la specializzazione, prima che ci raggiungano loro abbiamo tutta la capacità. E poi noi abbiamo un segreto, noi italiani, che è quello dell'inventiva continua ogni giorno, e quindi i prossimi 40 anni ogni giorno inventeremo qualcosa.